I 35 anni di un festival che diventa sempre più grande senza però perdere la sua identità si intitola Berchida Live, il docufilm che racconta la storia di Time in Jazz, la kermesse nata nell'88 in Sardegna dall'estero di Paolo Fresu. Si raccontano i luoghi, si raccontano le visioni, si raccontano le persone e si racconta una storia che è enormemente lunga e che quindi in fondo è anche una fotografia di uno spaccato d'Italia di questi ultimi 35 anni. Presentato fuori concorso al Torino Film Festival e prodotto dalla Mammut Film, è un viaggio attraverso 1500 ore di materiali d'archivio, per la maggior parte inediti. Musica in libertà, natura, rispetto per i luoghi, ospiti internazionali sono gli ingredienti che negli anni hanno reso Time in Jazz un punto di riferimento. Alla regia ci sono il cagliaritano Gianfranco Cabidu e la coppia di autori bolognesi Alessandro Rossi e Michele Mellara, che hanno fatto del lavoro sugli archivi la loro cifra stilistica. Noi abbiamo collegato i brani e i momenti che abbiamo ritenuto più importanti, ovviamente in una sintesi, attraverso la musica, quindi impastando anche generi musicali diversi, impastando musicisti diversi, oppure in alcuni contesti dove sono eseguiti i concerti, la montagna, le chiese. Da un lato questa traccia legata alla qualità della musica che ha vissuto all'interno del Festival di Time in Jazz, dall'altro un rapporto col territorio molto forte. E tutta qui l'essenza di Berchida Live, memoria e contemporaneità si mescolano, quasi 40 anni di musica rivivono in immagini, voci e testimoni, diventando patrimonio collettivo di un'intera comunità.